Se i veronesi è tutti matti, forse Sandro l'è de più. Un che siga per la strada, sta sicuro che l'è lui. Col cappello in traversò, du capotti e il sguardo fiero, e cantava ai turisti a suo modo il va pensiero. Alla fine della romanza, un sonoro «Vai Mona!» e poi libero a scorassar per le vie de Verona. Segh'era una guida con un gruppetto di persone, Lucchietto si avvicinava, ascoltava con attenzione quel che disea sulla storia del tal palazzo, per po' forte saltar fora, non è vero proprio un caso. I turisti gli era le prede dei suoi scherzi malcunadi, imitazioni, gesti folli e pocanti strampaladi. Dopo bevù qualche gottol parlava anche il latin, una via de meso tra siciliano, un po' romeno e marocchin. Impettido in cima al ponte inseguiva le tedesche e sigava bastiemando alle suore già perplesse e poi via una sganassada per aver spaventà tutti quei che passava per le vie della città. Anche a me che ero boccetta il voleva spaventarme e il me corria davanti e il tacava a sigarme, però Erso il domandava: allora, t'hai spaventà? No, anche mi sono un assassino, la polizia m'ha cercato. Sganassavimo insieme e saludava, andava via e venia la sera con la sua malinconia. Corgà sui San Pietrini, querto sol dal firmamento, l'era l'unico ad averghe un tetto color d'argento. E adesso che le stelle e il ghelali tacà, ci sa che sganassade a guardar la società.